Giovani, buonasera e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori, descrizione, gruppo Telegram, notizie H24 sul Napoli. Detto questo, in descrizione troverete anche il secondo canale, ovvero Diego e Babbo. Passateci perché fra pochi giorni dovrebbe uscire il terzo episodio. Allora, terzo episodio che consiste di riportare lo scudetto a Napoli. Quindi passateci e fateci sapere. Allora, vi avevo promesso novità per quanto riguarda il calciomercato nel video delle ore 18. Bene, portiamo queste novità di calciomercato perché nei giorni scorsi io vi ho fatto uscire un video, dove vi riportavo la notizia, se non sbaglio, del mattino, se non erro, ma non mi ricordo di chi era la notizia. Scusatemi, sono passati diversi giorni, figuratemi, non mi ricordo video che ho fatto uscire ieri sera, figuriamoci. Quindi di Rashford che era stato accostato al Napoli perché lo United sta cercando una punta. Questa punta l'aveva trovata in Victor Osimhen e quindi lo United sarebbe stato disposto a dare Rashford al Napoli per arrivare a quei 70-80 milioni, quanti erano della clausola rescissoria per Victor Osimhen. Benissimo, quest'oggi invece tutto mercato web, Bracco, ecco, mo arriva Bracco, tutto mercato web se ne esce dicendo che Rashford è stato offerto a diversi club europei, tra cui c'è anche il Milan, quindi attenzione, perché come dicono loro, l'ingaggio del calciatore inglese da qui a fine stagione è comparabile con i parametri della squadra milanista. Attenzione! Quindi se il Milan dimostrerà vero interesse nei confronti di Rashford e poi se quello rossonero sarà il progetto più allettante nei prossimi giorni verrà presentato al ragazzo, così scrive tutto mercato web. Sappiamo che allora io sinceramente voglio questa cosa di Rashford, io già ve lo dissi, vi dissi ragazzi, ma Rashford può mai venire a Napoli con lo stipendio che prende Marcus Rashford? Parliamo di calciomercato naturalmente, e quando si parla di calciomercato, come vi ho detto nello scorso video, prendete tutto con le pinzette, finché non c'è una nota ufficiale del club, se no facciamo come fu di Gabri Vega, vi ricordate? Domani arriva a Napoli, è partito l'aereo che sta portando Gabri Vega a Napoli e poi se ne andò dall'altra parte del mondo per firmare con la squadra araba, vabbè. Quindi prendiamo sempre con le pinzette queste notizie di calciomercato, naturalmente devono vendere i giornali e qui ci buttano sempre qualcosa dentro. Quindi la notizia di Rashford è poco attendibile secondo me. Seconda notizia di giornata, che è quella un pochino che tutti i tifosi napoletani stanno aspettando, ovvero quello del difensore centrale. Si parla sempre di Danilo perché sapete che il Napoli vuole Danilo subito. Se il Napoli vuole Danilo subito, naturalmente deve pagare la Juventus il giocatore, no? Perché non può rescindere il contratto Danilo e quindi il Napoli proverà a chiudere questa operazione di calciomercato. Intanto mi vado a riprendere la notizia. Eccolo qui. Dove sei? Questo è un giorno fa, quindi devo andare su quest'altro sito. Andiamo di qua, ecco qua, eccolo qui, l'abbiamo trovato, eccolo qui. Danilo Napoli, il club azzurro è disposto ad offrire un indennizzo alla Juventus. Il club bianconero invece chiede 3 milioni per chiudere la trattativa subito. Vabbè. Manna, che Manna è un figlio e Bocchina, o conosciamo la Juventus, dice è disposto a pagare la metà, ovvero 1,5 milioni di euro. Quindi il Napoli per arrivare a prendersi Danilo deve dare questi 3 milioni che vuole la Juventus. Io non riesco a capire una cosa, però sentite il mio ragionamento. Poi se sbagliate me lo dite qui sotto nei commenti. Se voi Danilo l'avete buttato fuori rosa completamente, perché l'avete buttato fuori rosa completamente, perché non mi fai chiudere Danilo a 1,5 milioni e vuoi 3 milioni? Poi questi soldi di stipendio ti rimangono sul groppone, cara Juventus. Ecco, quindi staremo a vedere come andrà a finire il tutto. Trattativa Biraghi.
Andiamo a leggere, anzi, della Juventus. La Juventus si parla addirittura che il Napoli, su Danilo, sempre affare Danilo, mi ricollego all'affare Danilo, si sta parlando di far arrivare, cosa vorrebbe fare la Juventus? Sente come sono bastardi, visto? Giuntoli, ex Napoli, ma boh, intanto mo c'è la rivolta contro Giuntoli a Torino perché non vogliono più a Giuntoli. Di talenti dove sono? I talenti non li scovava Giuntoli, li scovava quell'altro del Napoli, non Giuntoli, quindi cari Juventini, l'avete sbagliato a prendere. Comunque, a parte questo, vorrebbe darlo a fine anno, a fine gennaio. Allora qui Manna si deve mutare e dice no, lo vuoi subito? Io me lo prendo subito, però me lo devi dare subito, 1,5 milioni. Non me lo dai? Tienitelo a questo punto. Allora, parliamo di Biraghi. Scrivono, Cristiano Biraghi cambierà squadra in questa finestra di mercato. Da capitano della Fiorentina a terza scelta per la corsia sinistra nel giro di metà stagione. Il laterale classe 92 ora è alla ricerca di una nuova sistemazione che potrebbe essere il Napoli. Il club partenopeo negli ultimi giorni non ha chiuso questa possibilità, ma prima dovrà fare 2 operazioni di uscita. Quali sono queste 2 operazioni di uscita? Dove ci parlano qui? La prima praticamente è già apparecchiata, è quello di Zerbin al Venezia. La seconda, meno semplice, è quella di Leonardo Spinazzola. L'ex Roma è titubante sull'ipotesi fiorentina perché potrebbe ritrovarsi ad avere ancora meno spazio, mentre una possibilità è il Torino. Ma la situazione non è ancora ben definita e senza queste 2 uscite il Napoli non ingaggerà Biraghi. Quindi se Zerbin l'hai già venduto, l'hai già dato via al Venezia, ma non so quando si chiuderà questa trattativa. Stessa cosa ve l'ho detto oggi per Foloruscio, prima devi prendere quello che ti va a sostituire Foloruscio e poi puoi dare Foloruscio alla Fiorentina. Quindi io sinceramente Spinazzola non lo darei via. Inizierei a far qualche minutaggio in più a Spinazzola. Poi Olivera ora si è infortunato, non sappiamo se era solo una botta quella rimediata con lo scontro nella partita contro la Fiorentina, staremo a vedere. Forse era solo una botta, quindi non è che sia nulla di grave. Però Spinazzola ha fatto benissimo come vice Kvara lì davanti, va bene, non è che abbia fatto una partita di merda Spinazzola, quindi ecco, è comunque una valida alternativa, va bene, perché se di là c'hai Neres, Politano, di qua puoi avere benissimo Spinazzola, Kvaratskhelia, cioè va bene, proprio per non intracciare Kvara e Neres sulla stessa fascia, scusatemi. Staremo a vedere come si concluderà questa cosa. Vi ricordo, questa sera ci sarà il post partita di Inter-Milan. Se volete il mio pronostico, secondo me un Milan stasera la sfangherà. Non so come, ma secondo me la sfangherà il Milan. Cioè, o sarà goleata Inter, ma goleata veramente 3-4-0, oppure Milan la sfanga 1-0, segna, non si sa come segna, a culo, come è stato con la Juventus, e si mettono tutti dietro e Fonseca se la porta a casa. Se no sarà goleata, non penso che vadano ai calci di rigore. Fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di queste trattative. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, sempre e comunque Forza Napoli. Ciao, aiuto!